nostra sorella Rina, una cristiana profondamente convinta della sua fede e della dimensione sociale della fede cristiana. Con queste parole il vescovo di Vittorio Veneto ha accolto la salma di Rina Bitz, scomparsa venerdì scorso a 91 anni, per l'ultimo saluto nella chiesa di Orsago. Oltre 400 persone hanno partecipato alle esequie presiedute da Monsignor Corrado Pizziolo e concelebrate dal vicario della diocesi di Treviso, Monsignor Mauro Motterlini, con l'omelia tenuta da Monsignor Giuseppe Rizzo, profondo conoscitore della vicenda umana e spirituale di questa donna che ha fatto dell'impegno verso gli altri la sua missione di vita. La sua visione era in sintonia profonda con il grande pensiero cristiano. Rina immaginava la sua opera come un patto per il bene. Nei convegni promossi dalla Fondazione Ispirazione si approfondivano le encicliche sociali dei papi, il bene dell'umanità che ha a che fare col mondo, col creato. Si riprendeva il pensiero di Giuseppe Toniolo, la figura illuminata e illuminante per lei, che era fonte della sua devozione e anche di ispirazione, il fondatore della sociologia politica e della politica sociale in Italia. Ad ascoltarlo i volti del sindacato, dell'Azione Cattolica, ma anche della politica del suo tempo, di quella sinistra democristiana a cui chiedeva sostegno per i suoi progetti di cooperazione per la dignità del lavoro. E non a caso c'era anche il mondo delle cooperative, da quelle agricole a quelle sociali. E l'eredità di Rina Bitz continua nella cooperativa Insieme si può, che ha dato e sta dando a tante donne la dignità del lavoro. Una vita vissuta con un motto che Monsignor Rizzo ha voluto ripetere ancora una volta. Uno dei suoi aforismi più frequenti, che c'è anche nella sua autobiografia, fu: ho cercato di fare bene il bene. Al termine della celebrazione, l'ultimo saluto laico si è tenuto sul sagrato della chiesa, dove l'attuale presidente della cooperativa l'ha salutata così. Oggi deve essere una festa come tu volevi e quindi nella gioia, ecco, chissà che tu possa incontrare il Signore.